Bronzo under 11 e under 17, argento per under 13 e oro under 15, under 19 secondi in Coppa FISR e poi l'assegnazione del 10° trofeo Angelo Sinico 2024, premio dato alla società della regione che nella scorsa stagione ha ottenuto il maggior numero di punti in tutte le categorie agonistiche giovanili dell'hockey pista, che ha posto quindi la società bianco-rossa in cima alla classifica tra le 13 venete. Grande la soddisfazione dell'allenatore dell'Under 19 Hockey Roller Bassano, Leonardo De Gerone. Quest'anno abbiamo iscritto 5 categorie ai vari campionati italiani e con tutte e 5 siamo riusciti a raggiungere le finali nazionali. E poi riconoscimento come miglior settore giovanile. Certo, per il terzo anno portiamo a casa questo riconoscimento che è una cosa per noi molto ambita perché la nostra società lavora tanto a livello settore giovanile, è il nostro primo obiettivo far crescere il più possibile i piccoli, i ragazzi più giovani e quindi portare a casa per il terzo anno questo titolo è una cosa che ci ripaga di tutto quanto il lavoro che facciamo durante l'anno. E proprio De Gerone sostituirà il mister uscente della prima squadra, Luis Núñez. La società mi ha dato fiducia e prenderò in mano la prima squadra che milita nella categoria di A2 del campionato italiano. È una bella sfida a livello personale ma anche a livello societario perché comunque sono una figura ancora giovane, però appunto per continuare con la linea che segue la società della crescita dei giovani hanno scelto me come figura per portare questo passaggio tra i grandi e anche i ragazzi più giovani del nostro vivaio.